Si chiama street workout ed è una disciplina che è nata negli Stati Uniti. Si tratta di fare un'attività fisica unendo l'allenamento del corpo al divertimento attraverso una passeggiata sportiva all'aria aperta nel centro storico della città, apprezzando angoli che magari prima non si conoscevano o che comunque non erano guardati con attenzione. Ad Agrigento in oltre 130 hanno partecipato alla prima street workout, un mix di musica, fitness e cultura alla scoperta del centro storico e del suo magnifico itinerario storico monumentale. Domenica, grazie alla bella giornata di sole, i partecipanti si sono dati appuntamento nella centrale Porta di Ponte. Da qui hanno percorso le vie del centro storico, arrivando fino al quartiere Santa Croce, passando dal monastero di Santo Spirito e dalla cattedrale. L'evento, organizzato da Angela Frangiullo, coadiuvata dagli istruttori Sabina Flora, Daniela Lascala, Marzia Filippazzo, Fausto Pugliese e Denise Grillo, ha avuto i patrocini del Comune di Agrigento, dell'Associazione Guide Turistiche Città di Agrigento e la condivisione di diversi sponsor. I partecipanti a Street Workout, come ha spiegato l'organizzatrice, hanno percorso l'itinerario a ritmo di musica e usando le strutture urbane come attrezzi da palestra. Visto il successo della prima edizione, si sta subito lavorando per creare un calendario di eventi che possano coinvolgere sportivi, famiglie e quanti vogliono accoppiare una sana pratica sportiva per il benessere fisico alla fruizione dei meravigliosi posti che la città di Agrigento offre.